I have 30 minutes, another announcement for next year. Okay, what do you prefer? Preach? Sure? No. No, sto scherzando. Io scherzo seriamente. I like to joke seriously. No, volevo dirvi grazie per questi 3 giorni meravigliosi che abbiamo trascorso insieme. Credo che siano stati giorni benedetti, sì o no? I would like to thank you because E quindi volevo ringraziare ovviamente la porta. Volevo ringraziare le porte. the doors, E quindi no, il mio amico e la mia amica, perché friends. a volte i fratelli li subisci, non li scegli, ma gli amici li scegli. Friends, sometimes you get them, not you choose them. E quindi voglio ringraziare appunto il pastore Gordon, I would like to thank Pastore Pastor Gordon, Mariella, proprio per questa diciamo accoglienza, ma indipendentemente da tutto della fiducia. and the trust they have Perché shown so che as quando well. si invitano delle persone in una famiglia, poi c'è sempre il desiderio di vedere tutta la famiglia benedetta. Yeah. Because when you invite someone, you have the desire that everyone will be blessed, E non è sempre così. and it is not always like that. E quindi io sono venuto a servire questa famiglia. So I'm here to serve this E family. spero che lo Spirito Santo abbia trovato meno ostacoli di quanto io le possa mettere per parlarvi. And I hope that the Holy Spirit didn't find that obstacles that I could do myself. E quindi io cercherò oggi, So I will try today, in 45 minuti circa, in about 45 minutes, sì, sono più che sufficienti, di chiudere to close quello che da venerdì lo Spirito Santo ha messo un po' in ordine per trasferirvi delle riflessioni che possono diventare rivelazioni. and to close what we have started from Friday, those reflections that have been transferred to a revelation. Siete pronti ad Are you assorbirli? ready for this? Io voglio ringraziare anche questi miei figli spirituali che sono con me, I would quindi like to thank my il pastore Federico, il pastore dei giovani che Pastor noi abbiamo, Federico, my spiritual children, e Giuseppe ovviamente, E che Giuseppe. mi assiste spesso it's my in assistant questi viaggi. in my travels. Tutta la chiesa che in questo momento è anche riunita, noi abbiamo 2 servizi la domenica, We have vi 2 saluta, services in our church, and send you their greetings as well, perché la chiesa, la sposa sparsa per il mondo è una, quindi. because there is only one church in all the world. Amen. E quindi il desiderio più grande è che noi possiamo presto essere insieme, And the great nella desire giusta that we will all condizione. be together in the right condition, ok? Senza influenze, without ok? influence. Amen. Allora, quello che il Signore ci ha detto in questi giorni, What the Lord has said to us in these days, ha parlato circa He spoke il tempo che noi stiamo vivendo, about the time that we're e living, dobbiamo comprenderlo, that we understand. dobbiamo avere chiaro We have to have a il clear tempo che stiamo vivendo, the time that we're living, perché le stagioni non sono tutte uguali, because the seasons are not the same. e per ogni stagione And for every season, noi dobbiamo avere una rivelazione we have to specifica have a specific revelation per affrontarla, to face it guidarla and to guide it, e non subirla. and not let her overcome it. È overcome molto us. importante prendere coscienza sulla nostra identità It's important that we understand our identity, per avere un corretto impatto so we will have the right impact che ci viene chiesto dal Padre, that will be asked by the Father per il quale ci ha chiamati. for what He has called us for. Non dimenticare che in Giovanni capitolo 15 Do not forget that in John 15, c'è scritto: non siete voi che avete scelto me, He said, "It is not you that you have ma chosen sono me, io che ho scelto but it is voi I that have chosen you, affinché andiate. so that you can go." Siamo stati We have scelti been chosen per andare to go e portare and to frutto, bring fruit, e il nostro frutto rimanga. and that fruit will remain. Domanda:
I ask you a Se question. c'è un frutto che rimane, If there is a fruit that will remain, c'è un frutto che non rimane. there is a fruit that will not remain. Significa che tu puoi impegnarti It means that you will try to struggle per delle cose che non rimarrà traccia. to do things that it will be futile. There will be no remains. for. Significa che perderai You will lose nonostante che le hai amate even though you love them e nonostante che ti sei impegnato per and even realizzarle. though you have struggled to do them. C'è un frutto che There rimane is a fruit that will e un remain. frutto che non rimarrà, sarà consumato. A fruit that won't remain, it will be consumed. Tutto quello che è legato a questo sistema chiamato esistenza All that it is with this system that is existence, non rimarrà nulla, sarà tutto there will consumato. be nothing remaining. It will all be Mentre consumed. tutto quello che tu fai in vista del regno All that you will do in the sight of the reign, rimarrà in it eterno. will be for eternity. Ascolta, anche se ti sforzi, Even if you struggle, anche se tu desideri even ardentemente, if you desire it passionately, quello che non potrà rimanere, whatever, all that will remain, quello non rimarrà, it will not perché remain. fa parte di ciò che verrà consumato. Because it will make part of what will be consumed. È come una pianta It bellissima is like a beautiful plant che ha tempo determinato, that has a fixed time, soprattutto se è in un vaso con l'acqua. especially if it is with a vase with, non ha with radici. water and it does not have roots. Ok, lo guardi per un tempo, dopodiché svanisce, Okay, you see it for a time, but it will vanish after come a la while. neve sulle montagne. Like the ice on the Quindi snow on the mountains. Gesù ci ha chiamati And Jesus has called us dal buio alla luce from the darkness to the light affinché portiamo luce, so that we can bring forth light. ma la luce deve splendere But the light has to dove c'è il buio. reflect where there is Shine. It has to shine, yes. Yeah. Thank you. No, you're welcome. Il punto è The point is che noi spesso that we have often teniamo la nostra luce spenta. we leave our light dim. Or Abbiamo iniziato venerdì we sera have started on Friday, con Matteo capitolo 5 Matthew chapter 5. dicendo così risplenda. It will shine like this. It Risplenda. will shine like that. No, si veda It's not appena. something dim, Così risplenda but it will shine. la vostra luce your light. nel cospetto degli uomini, di In fronte front agli of all uomini, people, affinché vedendo la vostra luce so that when they see your light, possono vedere la gloria di Dio they will attraverso see di the glory noi. of God through you. La parola gloria significa la presenza di Dio. And that means the Noi presence of God. portiamo, noi We carichiamo bring- la presenza di Dio. we carry the Io presence of ho God. portato non la mia presenza, ma la sua I presenza. didn't carry my presence, Se no io but sto a I bring casa the presence mia. of God, or else I will Ok. stay at home. Quindi, come l'Apostolo Paolo disse, As the Apostle Paul says, non avete ricevuto la parola di un uomo, you didn't receive the word of a ma man attraverso un uomo from a man. avete ricevuto la parola di Dio. You received the word of God, Amen. E quello è l'alimento per il tuo spirito. and that is the nourishment for your spirit. Ok? Abbiamo parlato attraverso questo che il nemico, We have spoken about this, that the enemy, quello che cerca di fare whatever he tries to do, è impedire is to hold you back, il destino the destiny che ogni figlio di Dio ha that every person has, e che every rende piena la sua son vita, has, and it will che fulfill dà his life. soddisfazione alla It sua gives, vita, accomplishment in his life. che è il proposito di ogni figlio, And it would be about the child, che è quello che ho appena detto. that whatever I said, Siamo stati chiamati we have been called per portare so frutto. that we bring forth Il fruit. frutto è illuminare dove c'è il buio. The fruit is to illuminate where there is darkness. Isaia 61, Isaiah 61, quando Gesù parla di se when stesso, Jesus was speaking about himself, e lo dice al capitolo 4 di Luca, and was speaking about Luke chapter dice 4, questo è il compito del Cristo, this is The Messiah. the task of the Messiah. E la parola Messia The word Messiah, significa che ha ricevuto unzione it means that he received an per una anointing missione. for a mission. E la missione di Isaia 61 che lui And the ripete, mission in Isaiah 61 that he repeats, l'unzione del Signore è su di the me anointing on me e mi ha of the unto Lord, per it is for aprire gli occhi ai ciechi, open the eyes to the blind,
Aprire la prigione ai prigionieri. Open the prison for the Risanare prisoners. quelli che hanno il cuore rotto. And mend the broken Proclamare l'anno di grazia del Signore. Annunciare il perdono dei peccati. Significa portare le buone notizie in mezzo a un mondo che cerca nelle cose che non rimarranno le proprie notizie. Ascoltami. Listen to me. Satana non è anti Gesù, Satan is not anti-Jesus. è anticristo. He is anti-Christ. Ascoltami, perché è anticristo? Why anti-Christ? Perché Gesù non è un problema per lui. Because Jesus is not a problem for him. È l'unzione un problema per lui. The anointing is the problem È for him. Cristo un problema Is per lui. Christ the problem E for him. Cristo è in noi speranza di gloria. And we are the hope of Ascoltami. glory. Amen. Il problema non è predicare Gesù, The problem is not preaching Jesus, ma rivelare un Cristo risorto but revealing a risen che Christ. adesso è in noi. That he is in us. Per questo lo spirito è anticristo, That is why the spirit is anti-Christ. è anti me, è anti te se sei un figlio di Dio unto da Lui. You are a child of God who is anointed by him. Mi stai seguendo? Per Are questo you following Lui è contro, è opposto completamente alle chiese unte dallo He Spirito is Santo. against the churches that are anointed by the Holy Mentre Spirit. delle altre non ha alcune But the others he doesn't interesse. even care about. Ok, perché vi dico questo? Why I'm saying this? Perché il nemico cercherà Because the enemy will try di farvi rendere questa luce to put this light impegnata in luoghi differenti. and distract you to put it in different Cercherà other di places. distrarre il vostro intento, He will try to deviate your intent, influenzandovi. influencing you. E ci sono dei mezzi And there are means di influenza di massa. of massive influence. Per questo il nostro digiuno That is why our non è stato fasting solo alimentare, is not just to nourish, ma è stato soprattutto but it is most of all dalle influenze esterne. about the influence, external Tutta la nostra influences. Chiesa, All our church, centinaia e centinaia di figli di Dio, hundreds and hundreds of hanno sons, digiunato dai social media they have fasted o dai from the mezzi di social comunicazione, media or from means of communication. che noi chiamiamo mezzi di distrazione And di we massa. call that means of distraction, a massive distraction. Amen. Destruction. Qual è il punto? What is the point? Che se il nemico sa che tu sei il suo nemico, Because if the enemy knows that you are his non enemy, cercherà di agevolare il tuo lavoro, he will not try to accommodate perché your il tuo work, lavoro because your work sarà distruggere le sue opere. is to destroy his works. Ok. Amen. Quello che abbiamo capito in questi giorni, Whatever we have understood in these che lui è days, stato totalmente sconfitto, that he has been beaten. significa che Gesù lo ha posto sotto i nostri piedi. That means that Jesus put him under our Ma il feet. rischio è che tu sollevi questi piedi But the risk is that you raise up your feet e ti metti sotto i suoi piedi. and he put under his feet. He will put È on his scritto: non vi mettete feet. It is written, do not put yourself con gli infedeli with the infidels. sotto un giogo, sotto, under, che non è per voi. that is not for you. Qual è la distrazione più What is grande the che puoi distraction? ricevere? The greatest distraction that you can receive Influenze is influences che possono that will lead you to be ininfluente. influential. Il nostro compito, ascoltatemi Our bene, work and duty è adesso is di influenzare. to influence. La luce che risplende The light that shines è un'alternativa is an alternative, produttiva productive, che tu stai offrendo that you will offer a coloro che non la for all conoscono those who don't know it. e che conoscono un sistema And they know a system, che vivono con competizione e stress, they live with competition and con ansia e stress, and they depressione, will live with anxiety and in cui depression, con tutto l'impegno and with all their saranno force, they sempre will always e be solamente delusi. and always be delusional. Tu stai offrendo Because you will offer un'opportunità di an libertà opportunity
opportunity of liberty che li libererà that will set them free dal senso di frustrazione from the sense of frustration, di un mondo in cui tu più dai from a world that the more you e give più ti toglie and the more that you take away e che from non you, ti dà nulla di and definitivo. it will take anything of definitive Il from problema you. della Chiesa di oggi And the problem with the church today è che più influenzata is the more that it is che influenced, influente. it is more influenced than it is influensive. In questi 3 giorni In these 3 il days, Signore vi ha dato le chiavi the Lord has given you keys per uscire, so that you can go out, uscire, go out, uscire, go out, uscire go out dagli ambiti di influenza from those realms of e influence permettere and che l'unica influenza make it possible che so that possiamo ricevere the only influence that we è dallo receive Spirito is Santo the Holy Spirit che abita in me. that lives in us. Hallelujah. È scritto che lui ci brama, ci desidera It's written that He desires us fino alla gelosia. till jealousy. È un amore così incomprensibile It is a love that is incomprehensible, che farà di tutto, incomprehensible that per will do proteggerti. anything to protect you. ma dopodiché But after prendi that, coscienza del tuo ruolo, you will understand della tua your funzione, role, of your della tua function, chiamata. of your calling. Non hai bisogno di essere pastore, You do not need to be a pastor, apostolo, or as an apostle profeta. or a prophet. Tu sei un figlio di You Dio are a son e of tu hai God, già tutto quello che and ti you have all serve that you ever per need, dare influenza so that you will be influential nell'atmosfera in the atmosphere, che tu andrai that you will go per cambiarla, to change it, per cambiarla. to change it. Ricordati, Remember, modalità use, secondo Adamo. let's go on the frequency according to Adam. Put yourself Put yourself in this mood, in this mode, yes. ok? Significa che la mattina quando ti alzi, fatti That sto means that conto, in the morning when you wake up, flesh and blood okay, on in the spirit. amen. Ok, ascoltatemi, non è un Listen to me. gioco, questo è This il is not vostro a- destino. This is your destiny. Da that we're queste speaking. vostre scelte quotidiane From these choices, daily dipenderà choices, anche la vostra pace, it depends your peace. dipenderà il tuo grado di successo. It depends your Di success. Will depend on soddisfazione. it. Satisfaction. Realmente It is real. lui ci vuole pienamente He realizzati, wants us fulfilled. ma le influenze But the esterne external ti danno una influences misura will give you a measure di influenze of influences che sono in realtà that they are in reality, falsi successi. they are false successes. Ascoltami, Satana è in grado di dare, Be in a way to give. è una bugia. La parola dare When you give, presuppone, it says, dovrebbe presupporre or it generosità. should say, generosity. Satana non è But generoso. Satan is not generous. Quello che lui ti dà When he gives you something, proverà gusto he will find joy quando te lo toglierà. when he takes it away from you. Quello che credi che lui ti dà When you think that he's giving you in something, realtà è un veleno in reality is che prima o venom poi esploderà nella that tua it vita. will explode in your life. Non accettare Do not accept it. caramelle Do not accept sweets dagli sconosciuti. from those who you do not know. Amen. Hallelujah. Yes. Io avevo preparato I have prepared la chiusura di questi 3 giorni. the closing of this, Come il meraviglioso figlio che ha testimoniato adesso, like our wonderful son ha detto that has testified. il consiglio che io vi do, The counsel that we give. prendete le registrazioni di questi 3 Bring giorni. this registration. Take this registrations. Sono in live streaming, li They are potete on- prendere sulla pagina di River of They are on Love the su River of Love YouTube. page on YouTube. Andate lì, Go vi there. mettete da soli Go and e prendete meditate on appunti. them. Il Signore vi parlerà ancora. And take notes, and Perché the Lord parola will speak vivente, to you. parola vivente non è lettera morta, è parola Because vivente it is a living word che si alimenta in that quel it will momento, always ancora give produce, to- fornisce, it produces produce and gives you e more and more and fornisce. more. È un overflow, It's an un overflowing. It overflow overflows abundantly. che- Yes. that produce spill over. Amen. Sai che significa? You know what it means? Che quello che trabocca per gli altri, It will overflow on others. tu darai quello che ricevi. You will give what you receive. Da quale fonte tu? Per questo But- Satana vuole alimentarti. That is why Satan wants to nourish Affinché you, tu to feed you.
diventerai suo complice, so that you will be his accomplice, pur non volendo even if you don't want e to non be, sapendolo. and even if you don't know it. Amen. Ascoltami. Listen to me. Ieri abbiamo parlato di Abramo. Yesterday we spoke about Abraham. Avevo una parola impressionante. I had a wonderful Questa word. parola in italiano la trovi domenica scorsa predicata a Catania. You will find that word that was preached last Sunday. So Giosuè e at Caleb. Catania. But there was Joshua and Caleb. Ascoltami, è molto importante, mi bloccate i bambini, non li fate correre là per fuori. No, tu non ti preoccupare, state qua. Perché non voglio che nessuno sia distratto, perché ho mezz'ora di tempo It's important that we don't distract ourselves with other things, per poter rilasciare so that I can impart delle rivelazioni. some revelation. Ascoltami, c'è differenza Listen, there is fra difference conoscenza between knowing e rivelazione. and revelation. Amen. Siamo in tempi We are in times in cui la conoscenza, in which the knowledge, ascoltami, Satana non ha problemi con la conoscenza. Satan does not have any problem with knowledge. Satana ha problemi con la rivelazione. Satan has a problem with revelation. Amen. La parola di Dio dice la conoscenza gonfia. The word of God is that knowledge puffs up, Ma l'amore but the love edifica. edifies. Ascoltami, Listen to me. l'amore The love è la prima rivelazione. is the very first revelation. Alfa e omega. L'alfa è il primo Alpha amore. Omega. The alpha is the first love. The omega è sempre il primo amore, is always the first love, che resta sempre primo. because it's always first. Amen. Amen. Ascoltami, Listen to me. quello che ti sto dicendo, What I'm trying to say 2019, in 2019, avrei molto da dirti sul numero 9, ma non lo faccio. I can tell you a lot about the number 9, but I won't do it. Ok, è anno di pienezza, It's the year of di fulfillment accelerazione and acceleration attraverso from non la conoscenza, not the ma la knowledge, rivelazione. but through the revelation. Rivelazione. Revelation. Il papà che vi ama The Father that loves you, vi ha mandato un uomo He has sent you a man per darvi to rivelazione give you revelation che tu dovrai that metabolizzare. you need to metabolize. Ricordati, Remember, la parola udita the word that you listen to. al popolo ebreo, capitolo 3 di Ebrei, In the third book of Hebrews, è scritto third non chapter, giovò a loro nulla. La parola udita non servì a niente what they heard didn't serve for anything to perché them, non fu assimilata because it was not assimilated in per them fede by faith da quelli che to l'ascoltarono. all those that listened to it. La parola metabolismo The word metabolism significa assimilazione, means that you è assimilate. la respirazione cellulare. It is the breathing, it's cellular breathing. Significa It means che la parola di Dio that the word of God deve metabolizzarla, has to be che metabolized, deve diventare parte di has to te. become part of you. Non puoi solo sentirla, You cannot always ragionarla only listen to it or e reason farla it. uscire. And when you La go devi out, assorbire, but you have to deve absorb it. permeare It has to ogni come into cellula you. del tuo Every cell corpo. has to be invaded by it. Hallelujah. Questo sarà un problema per Satana, This would be a problem for perché Satan, prenderete coscienza because you have the della knowledge vostra autorità. of your authority. In quel libro, In that book, in quegli appunti, in those notes, c'è una opposizione there is an opposition attraverso l'intercessione alla preghiera. from the prayer intercessing. Quando tu sarai consapevole When you know that you know dell'autorità nella tua identità, about the authority in your identity, Satana saprà che tu hai capito. Satan will know that you have understood. Se tu non sei consapevole That if you don't know della potenza che c'è nella tua autorità, about the power that you have in your authority, Satana sarà consapevole Satan will know e ti attaccherà. and he will attack you. Il punto è, The point is, quanta rivelazione volete? how many revelation do you want? Ascoltami. Listen to me. Giosuè e Caleb, Joshua and Caleb, Pietro e Paolo. and Peter and Paul. Qual è la... Non posso entrare troppo. Abramo e Lot. Abraham and Lot. Vi ricordate ieri? Yes, you remember yesterday? Qual è la differenza? What was the difference? Amen. Fear of God, The fear of God. il timore di Dio.
Sì o no? Yes. Ieri sera il Signore ci ha, spero, chi ha voluto, è stato battezzato nel timore di Dio. Yesterday, who really wanted was baptized in the fear Significa of the è Lord. entrato, sì o no, il timore di Did Dio? he come into you, the fear of the Lord? Sai che significa? You know what it means? Fare 3 domande You do 3 questions piuttosto che agire prima di avere capito la sua volontà. instead of going and doing to do His will. You just Ascolta, ask 3 ti questions. dico una cosa. I'll tell you something. Ci sono, Signore mio, ci sono 2 livelli di domande che tu puoi fare. There are 2 levels of questions that you can do. La stessa domanda The same question. la puoi fare per dubbio You can do it with doubt, e la puoi fare perché non hai capito. and you can do it because you didn't understand anything. Amen. Se tu la fai per dubbio, If you do it with doubt, non riceverai. you won't receive anything. Se tu la fai perché non hai capito, If you did it, tu riceverai because you didn't rivelazione. understand it, you will receive revelation. La differenza che c'è stata The difference that nella there stessa is, circostanza, in the same circumstance, con lo stesso messaggero with the same che messenger si chiamava Gabriele, that was named Gabriel davanti a Zaccaria, in front of Zachary, il padre di Giovanni Battista, the father of e John the Maria, Baptist, and Mary, la madre di Cristo, the mother of Christ. hanno fatto la stessa domanda They did the same thing, the question, e loro hanno risposto alla stessa maniera. and they have replied in the same manner. Come possono succedere queste cose? How can these things be? A proposito del rimanere incinta, Elisabetta About, e Maria, about being pregnant, Elizabeth per and 2 Mary. circostanze diverse. They were in 2 different circumstances. Ma Zaccaria ha riso, But Zachary has Non- laughed, smile. smiled. Sì. Lui in realtà In reality, non ha fatto una domanda perché non capiva, he didn't make a question because Ma he non didn't ha creduto understand, al messaggero. But he didn't believe the messenger. e il messaggero gli ha detto: tu starai zitto per 9 mesi. And the messenger said, you will be mute for Sarai muto per 9 9 mesi. months. Perché tu con sta bocca fai danni. Because with your mouth you do hazards. You're È hazardous. meglio che stai zitto, It's better that you stay se quiet. no Giovanni Battista non nasce, Or because John the Baptist won't be o può born. nascere storpio, Or else will be born o può nascere with diverso. defects or different. Quindi sta zitto. Stay quiet. Ma Maria fece la stessa domanda And Mary did the same question. e lo Spirito Santo la tranquillizzò di notte, vi ricordate? And the Holy Spirit gave E her nel frattempo tranquility preparò during the night. Giuseppe. And then he speak to Joseph. Quindi il Signore sa valutare And the Lord is evaluating. He knows how to evaluate la tua maturità your maturity rispetto alla tua incredulità. Versus your disbelief. Perché vi sto dicendo questo? Why I'm telling you this? Perché quello che voi state ricevendo Because what you are being imparted with, non dovete processarlo, you don't need to lo process it. dovete solo ricevere. All you need to do is receive it. Ok? Amen. Vi ricordate ieri sera? Remember Il timore di Dio non lo ragiona, The il fear of timore the di Lord, Dio you don't think esegue. about the fear of the Lord, but Poi you dopo just do it, comprende. execute it, and then you understand. Amen. Amen. Allora io voglio fare una sintesi del messaggio di oggi I want in pochi minuti. To make a summary of today's message in a few minutes. Ok, saltiamo Giosuè e Caleb. We go apart from Joshua and Caleb. Pietro, Peter, nel momento migliore. in the best time. Allo? Ok. Nel momento migliore, In his best time. quando lui aveva prodotto una unzione di predicazione, di When he manifestazione produced an anointed preach and there was manifestation. senza precedenti. Vi ricordate venerdì mattina a proposito di Pietro? You remember about Peter when we spoke about in the morning. Kefa. Kefa significa testa Kefa, dura. it means Ok. hard-headed. Apparenza o verità? Vi ricordate per Appearance i discepoli or che eravate qui venerdì Remember mattina? the disciples Ok. that were here in the morning? Apparenza o verità? Appearances and Una truth. cosa è quella che si mostra, una cosa è quella che It è. is one thing what you've seen and one thing that what is What truly you is. show. What you show, yes. Ok. In realtà In reality, Pietro Peter, aveva già prodotto 3.000 persone in una sola conversione, che erano diventate 5.000 poi dopo. he already converted 3,000, then it became 5,000 after. Ok? E a Gerusalemme. It's in Jerusalem. Nel punto, nel suo massimo, In his maximum, ha una visione. he had a vision. E gli dice: vai da Cornelio. Go to Cornelius, he said. This vision said. Amen.
Ricorda influenza. Remember influence. Oh, scusa. Okay. Scusa. Ok. No, perché quando mi arriva la rivelazione Grazie a Dio. mi diverte dicendo ma sei il numero uno. Okay. Because I receive revelation. Aspetta. Ok. Ok. Arriva una visione. And a vision comes. E gli dice vai da Cornelio. And he tells him to go to Cornelius. Vai da Cornelio. Go to Cornelius. Vai da Cornelio. Go to Cornelius. Il centurione. The centurion. Romano. Roman centurion. Pietro che dice? Peter, what does Peter Questo say? è un lavoro per me. It's my work. Cosa risponde? What does he say? No. Assolutamente no. Absolutely Signore. not. Lord. Lo chiama Signore. He calls him Lord. Però gli dice no. But he says no. Io non mangerò mai. I won't eat. I will never cose eat impure. Things that are impure. Perché? Why? Perché nella visione Because in the vision, il Signore gli fece vedere the Lord has shown him in base alla conoscenza, alla sua tradizione, nonostante era nella grazia, aveva predicato Cristo, lui ancora era ebreuccio, a Hebrew, dicendo io non mangerò mai animali impuri. Impure animals. Era come se stava dicendo al Signore, It was telling the Lord, tu mi vuoi fare peccare. You want me to sin. Un uomo di Dio unto? An anointed man of God? No, Signore, no. No, never. Per 3 volte. For 3 times. Ascoltami. Listen to me. Lui era influenzato, dite influenzato. He was influenced, say influenced. Sei influenced dalla sua conoscenza. From his knowledge. Okay. Molte volte. Many times. Tu puoi commettere un errore. You can commit an error. Di cercare l'influenza. That you try to search for fuori da te. Out of you. Ma spesso l'influenza è dentro di te. La tradizione, la conoscenza, le abitudini, i sistemi di chiesa. Tam tam. Don't translate, please. Perché vi dico questo? Why I'm saying this? Perché Satana ci studia. Because Satan is studying us. E sa che siamo prevedibili. And he knows that we are predictable. Thank you. Ok. Quando siamo prevedibili, when we are predictable, siamo in modalità, we are in the frequency, abitudine. As we are used to do things. E questo problema impedisce la rivelazione. Stops the revelation from coming. In quel momento stava arrivando una rivelazione. In that moment there was a revelation coming. Lo Spirito Santo stava aprendo the Holy Spirit was opening. Alle nazioni. He was giving information. E Pietro dice no. And Peter said no. Per questo arriva Paolo. And that is why Paul came. Ascoltami. Ora ti dico una cosa. I will tell you something. Se tu resisti alla rivelazione, if you resist the revelation, tu verrai sostituito. You will be changed. Substituted actually. Sai perché? You know why? In tempi di accelerazione, in accelerated times, lo Spirito Santo non può perdere tanto tempo the con Holy te Spirit cannot waste a lot of time per convincerti. With you, to convince you. Cioè Pietro doveva convincerlo, dice aspetta, sai chi c'è? Chiamiamone un altro, va? Peter had to be convinced, so the Holy Spirit said, let's call another person. Se leggi la scrittura, if you read the word, Caleb e Giosuè,
Caleb and Joshua, all'inizio in the beginning, ci sono stati 12 esploratori che sono andati a vedere. explorers who went to see the promised land. Tornano They went back. gente di influenza, People of influence. 12 influenti, 12 influential people. principi Prince, yes, delle 12 princes tribù di Israele. in their tribes. Ma 10 But 10 influenzano were influencing in maniera negativa tutto il popolo, in a negative way all the people che rimane nel deserto a causa di quell'influenza. that remained in the desert because of that influence. 2 Two people ricevono la rivelazione. receive a revelation. Caleb è scritto era mosso da un altro spirito. He was moved by another spirit. Giosuè, Joshua. cosa vediamo di Giosuè? What we see from Joshua, Che c'era il suo spirito. that there was his spirit. Se leggi la scrittura, non ho il tempo, I don't have the time to read the i scripture. numeri, The numbers. vedi che Giosuè You see that Joshua aveva lo spirito di had the Dio. spirit of God. Caleb aveva un altro spirito. Caleb had another spirit. Perché viene scelto Giosuè e non Caleb per entrare nella terra promessa? Why was Joshua chosen, not Perché? Caleb, in the promised land? Perché Caleb 6 anni dopo entrati nella terra promessa Because Caleb 6 years after they went into the promised land, ha chiesto la terra per he sé asked the land for himself come suo diritto. as a right. Cioè significa che Caleb That means that Caleb era un uomo di Dio was a man of God, che nella sua that conoscenza in his knowledge disse ok, said, ho okay, fatto il mio, I've done my part, adesso dammi la terra now give me the land che io vado a riposare so that I will rest. mentre ho 80 anni e sono forte Because ancora. I am 80 years old, I'm still at Leggila my la best. storia. Read the Giosuè story. no. Joshua didn't say that. Caleb è la figura della chiesa di oggi. Caleb is the figure of the church today. Pietro è la figura della chiesa di oggi. Peter is the figure of the church today. Conoscenza Knowledge e non rivelazione. and no revelation. Conoscenza Knowledge e non rivelazione. and no Che revelation. si ferma, That it stops. che deve essere convinta, That it has to be che convinced. rifiuta la That rivelazione, refuses che ha paura della revelation. rivelazione. And that is afraid of revelation. Cosa fa Caleb? What does Caleb do? Si prende la sua terra e scompare. He takes his land and disappears. Giosuè, Joshua, dal primo momento, from the very moment, preconosciuto, he knew it before. viene scelto, He was nonostante sarebbe he stato was Caleb la chosen, persona più adatta. even though Caleb was the most right person for the Perché job. Giosuè, Because Joshua che è la figura della chiesa is dell'accelerazione, the figure of the che è accelerated la figura church, dell'uomo di Dio, is the figure of the man of God. non si chiamava Giosuè, His name was not si chiamava Joshua. Oscea, figlio di Nun. He was Oshea, the son of Nun. Dio gli cambia il nome in Giosuè. And the Lord changed the name into Joshua. Oscea significa Oshea means un uomo che a conquista. person that conquers. Giosuè significa Joshua means Dio salva. God saves. Dio salva. God saves. Giosuè aveva lo spirito di Dio, è scritto. Joshua had the spirit Caleb of the aveva Lord un in altro him, spirito. but Caleb had another spirit. Giosuè Joshua entra enters per distribuire. so that he can distribute. Giosuè aveva il cuore secondo Dio. Joshua had the heart Col timore according di to Dio. God, with the reverential fear Caleb of the Lord. prende, And Caleb Giosuè takes, distribuisce. but Joshua gives. Pietro chiude, Peter closes, Paolo è pronto alla persecuzione per aprire. but Paul was ready for persecution and was Dove ready to vuoi open. identificarti? Where do you want to identify yourself? Questo è il punto. Che tipo di influenza? Conoscenza point. o rivelazione? Knowledge or revelation? Vi sta arrivando? Are you Arrivano? understanding this? Come leggete la Bibbia? How do you read the word of God? Leggila con rivelazione. Read it with revelation. Ascoltami. Listen to me. Abramo e Lot. Abraham and Lot. Ieri non abbiamo letto, abbiamo visto la promessa We have che era seen su the Abramo. promise that was Aveva on ricevuto Abraham. promessa Abramo. Did he receive a promise, Abraham? Sì o no? Yes or no? Ma qual era la condizione per adempierla? What was the condition to fulfill it? È il capitolo 12 di Genesi. In Genesis chapter 12. Lascia, dite lascia. Leave it. Say, leave it. Dite, Leave it. tuo padre,
your father, i tuoi parenti, your relatives, la tua terra, your land, e vai and go in un paese che ti mostrerò. into a place that I will show you. Cosa fa Abramo? What did Abraham do? Prende suo padre, He took his father. prende suo nipote, He takes his fa il nephew. contrario. He does Ma l'avete notato o contrary. no? But did you notice that? Perde 25 anni, For 25 years, loses 25 years perde 25 anni per fermarsi a Caran, no a Canaan, he stopped at Karan, not Canaan, perché suo padre si fermò lì. because his father stopped there. Suo padre si chiama Tera. His father his name was Terah. It means ritardo, delayed. It means delay. Wow. Che tipo di connessioni hai che ti stanno ritardando? What type of connections you have that are holding you back? Lot significa uno che non vede. Means that someone who does not see. Lui non vedeva nello spirito, He didn't see in the spirit. vedeva nel naturale. He saw in the natural. Quando Abramo entra in Canaan, When Abraham entered in Canaan, quando Lot se ne va a Sodoma, when Lot went to Sodom, Dio aveva detto: God said, lascia leave ogni influenza, any ogni influence, contatto col passato any contact with the past, e vai in una nuova terra, and go into una another nuova new vita, land, in a new life, nuova vita, a new life, nuova vita, new life, nuova vita. new life. Che influenze ancora hai del tuo passato? It influences your past. Le influenze del passato The influences of the past, ti manterranno a Caran, they will stop you at Karan. non ti porteranno a Canaan. They will not take you to Canaan. Abramo Abraham, significa patriarca. it means patriarch. Quando entra in Canaan When he enters into Canaan, viene chiamato Abramo, it has significa been called padre di Abraham. moltitudini. That was the father of multitudes. Amen. Perché questi cambi di nome? Why this change of names? Perché sono cambi di spirito, Because they are change of sono spirit. cambi Change dentro di noi inside of us di of autorità, authority, di maturità. maturity. Ascoltami, Abramo Abraham ha permesso has permitted l'influenza della the moglie influence of his wife, Sara, Sarah, e ha partorito Ismaele. and she bore Ishmael. Con tutto il rispetto, With all respect, l'ISIS, ISIS, i musulmani. Musulman. No, non voglio mancare di rispetto ai nostri fratelli arabi cristiani, I do not want to. perché anche lì Ismaele c'è la linea di Esau e la linea di Ismaele. Quelle di Ismaele, grazie a Dio, sono figli di Abramo. No, Ishmael are No, quello è un sons altro. of Abraham. Allora, perché vi dico questo? Why I'm saying this? Perché anche il santissimo Abramo Even though the most holy ha Abraham, perso almeno 33 he anni, lost at least 33 years. 25 a causa di suo padre, 25 because of his father, 13 anni per Ismaele. 13 for Ishmael. Perché? Why? Dio non gli parlò per 13 anni, se leggete. If you read it, God didn't speak to him for 13 years. Perché lui si era lasciato influenzare Because he has been influenced da sua moglie, by his wife. che anche lei, come Zaccaria, And even her, like Zachary, si mise a ridere she started to laugh all'annuncio degli angeli. on the annunciation of the angel. Ascoltami, figlio, Listen to me carefully. non ridere quando il Signore ti parla. Do not laugh or smile when the Lord is speaking to you. Non sottovalutare la sua parola. Do not underestimate his word. Non chiuderti nell'influenza Do not enter into the trap delle of tue tradizioni, influence of your dei tuoi traditions, pensieri of your thoughts, o di tutti gli input che ti arrivano. and all the input that come to you. Desidera la rivelazione. Desire earnestly this revelation. Matthew, can you come, please? Matthew. Voglio concludere. I want to conclude. La Chiesa di oggi Today's church, sarà divisa it will be divided
Fra quelli che vogliono vivere e aperte alla rivelazione, For those who want to live and they are open to revelation, entreranno in una nuova they stagione, will come into another season. perché la rivelazione si crede, Because the revelation has to be believed. la conoscenza si ragiona. The knowledge will be reasoned. Pietro ragionò, Peter reasoned, ma Paolo andò. but Paul went. Guarda come cambia il tuo destino. See how your destiny is changed. Vi ricordate, c'era scritto che Pietro You remember that Peter da Cornelio went to Cornelius. cominciò a evangelizzare i gentili, He started to evangelize the Gentiles. ma poi Paolo continuò quel lavoro. But then Paul continued that work. Significa che la prima opzione It means that the first option viene data a quelli had been given to those che sono stati fedeli, that have been faithful. ma se tu ragioni But if you keep sulla on thinking conoscenza, and you keep on using knowledge about what you rischierai know, di rifiutare la rivelazione. you risk that you deny revelation. Ora non c'è tempo per convincerti, non abbiamo più tutto questo tempo per fare qui con un cucchiaino a We darti. don't have time to feed you by the spoon. Ieri sorridendo il pastore Gordon Yesterday, faceva l'esempio del padre e del figlio. Jokingly, he was giving the example. Se il padre ti between dice the di fare father una and the cosa child. If the father is e te asking lo you to dice do something attraverso i suoi and is servi, using his servants, non discutere, do not discuss it. Do not even. perché per esempio a me, Because for me, per la nostra famiglia di Missione as a Paradiso, family of Missione Paradiso, a me non mi importa di impedire la felicità dei figli, io voglio la felicità di I do tutti. not want to hold back the happiness of my children. I want them to be happy. Ogni parola che il Signore mi dà, Every word that the Lord gives us, io non voglio elaborarla, I don't want to overthink it. io la voglio dare come oggi la sto dando a I want voi, to give it like I'm giving it today. perché la for you. parola di Dio Because the word of è God, una lampada sul mio cammino, it is a lamp unto my è feet. una luce sul mio It is a light sentiero. in my pathway. Man. Hallelujah. La chiave dell'accelerazione The key for è la acceleration rivelazione. is the revelation. Fai attenzione Be careful alle connessioni. with the connections you have. Ci saranno connessioni There will be connections, e ci sono delle and there connessioni are connections che ti stanno distraendo, that are che distracting ti stanno you. rallentando, They are holding you back, che ti stanno opprimendo, and they are oppressing you che rischiano and risk. anche legami familiari. Even familiar ties. Se tu non arrendi If you don't submit ogni area della tua vita, every area of your life, se non riconosci if you do not recognize il Padre the Father in tutte le tue in vie, every area, in every way, Lui non potrà appianare i tuoi He sentieri. cannot smoothen your path. È arrivato il tempo, figli, The time has come di togliersi il Children. ciuccio to remove the gazaza, the dummy, e cominciare a dire: and say, papà, Father, adesso Daddy, voglio rendermi utile per I la casa. want to find myself useful for the church. Parla, Speak to me. rivelati. Reveal to me. Io non voglio più I discutere. don't want to discuss any longer. Io sono pronto I am ready a tagliare to cut tutti i legami all the ties che mi stanno impedendo that are holding me back di realizzare il mio destino. to fulfill my destiny in you. Hallelujah. Quanti siamo disposti? How much are we ready? Alziamoci How in many of piedi. us are ready? Let us stand up. Alziamoci in piedi. Let us stand up. Dite cambio di connessioni. Change of connection. Let's say it together. Change of connection. Cambio di connessioni. Change of connection. Cambio di influenza. Change of influence. Cambio di nome. Change of name. Quanti volete cambiare nome? How many of you would like to change names? Quanti volete entrare nel vostro destino? How many of you want to enter into your destiny? Chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani. Close al your cielo eyes in and questo momento. raise Perché your dal cielo hands. arriva Because from the sky, lo Spirito Santo. from heavens comes the Holy Spirit. Dillo, Spirito Santo. Say, Holy Spirit. Dillo a voce alta. Say it with a loud voice. Ti do grazie Thank you per l'amore che tu hai per for me. the love that you have for me. Ti
Ti chiedo perdono I ask you for forgiveness per aver discusso for having discussed sulla tua volontà. on your will. Ti chiedo perdono I ask you for per forgiveness aver resistito for resisting al tuo amore for your e alla love rivelazione. and for the revelation you want to give. Oggi dichiaro Today I declare tutta la mia disponibilità all my availability ad ascoltarti. to listen to you. Non voglio I discutere, do not want to discuss any longer, ma voglio fare la tua but volontà, I want to do your will perché so che tu mi ami because I know that you love me e vuoi solo il mio bene, and you want my best, e attraverso di me and through me tu benedirai altri you will figli. bless other children. Oggi, oh Padre, Today, Lord, entro and I enter in un nuovo livello di maturità into another level of maturity, e sono pronto and I am ready a tagliare to cut tutte le all influenze. the influences. Aiutami in questo, Help me in this, Lord. dammi grazia in Give questo, me grace in this, Lord. perché io voglio Because I want con tutto il mio with all cuore my heart tagliare cut tutte le influenze every influence che stanno that are rallentando holding back il mio destino. my destiny. Oggi, oh Signore, Oh, today, entro Lord, I enter in una nuova stagione into a new season di of accelerazione acceleration per grazia tua for your grace e per il tuo amore, and for your love. nel nome di In Gesù. the name of Jesus. Amen. 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 And amen. Fai un applauso al Let Signore. us give an applause to Fai the un Lord. applauso al Signore. Hallelujah. Fai un applauso al Hallelujah. Signore. Glory. Quanti avete ricevuto figli? How many of you have received today? Io voglio benedirvi con una benedizione I apostolica. want to bless you with an apostolic blessing. Se volete alzate le vostre If you mani. like, you'll raise your hands Nel nome di Gesù, Signore. in the name of Jesus. Qui hai un popolo meraviglioso, You have a Signore. wonderful people. Questa è gente corretta, Signore. It's correct, Lord. Yeah. Thank you, Father. Che il tuo amore scenda, Signore. Io voglio benedire con un amore I soprannaturale, want to Signore. bless them with a supernatural love. Ogni tuo figlio in questo luogo, Padre, Every son and daughter in this place, Lord. affinché il loro cuore sia riempito, Padre, So that our hearts will be filled, Lord, dalla tua by compassione, your compassion. affinché Malta, oh Signore, So that Malta, Lord, riceva la tua visita, oh Signore, receives your visitation, God. non con la conoscenza, Not just to know you, ma con la potenza del tuo amore, oh but Signore, by the power of your love, Lord, che loro porteranno, that they Signore, will carry, Lord, perché saranno differenti because they will be different. e la gente li cercherà, oh Padre, And the people will seek them perché saranno portatori di luce, because they will be carriers of light, portatori di amore, carriers of love, portatori di soluzione. carriers of solutions. Nel nome di Gesù, In the name of Jesus, ogni figlio o figlia every child ora riceva receives, nel nome di Gesù in the name of Jesus, un'unzione an unction per questo tempo for this time. nel nome di Gesù. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ricevilo, figlio. Receive. Receive. Quello che ho voglio dartelo, Signore. Quello che è su di me, Whatever I have, I want to lo give voglio it to lasciare them. qui, I want to leave it here, oh Lord. nel nome di Gesù, In the Signore, quello name che of tu mi hai dato, Jesus. Padre. All that I have, Nel I want nome to di give it to Gesù. them in the name of Jesus. Thank Thank you, Lord. Grazie, Signore. Let's sing it. Let's sing together. Open your heart and after open your mouth. Yes. If you know the words, close your eyes and see in the spirit. Lift your hands.
Don't stop, don't stop. Worship, 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 worship. Worship in the Spirit. Clear your body and your soul. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place, the atmosphere. Your holy God is what heart longs for. Overcome by your presence, Lord. Hallelujah. Pabara socorro da shandai. Thank you, Jesus. Grazie, Maria. Let's wait upon the Holy Ghost a bit. There's nothing worth more. Thank you, Lord. That will never come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Thank you, Jesus. I've tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Sharababadidisi. We say, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Oh, your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Kobabarasi la mandera de beso. Soria la mandera de babaraso. Che la mandera de babaso. Shara mandri e bosso della mandri e sodo do bonera de. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love. When my heart becomes free and my shame is undone. By your presence, Holy Spirit, you are welcome. I'm here. Flood this place and fill The atmosphere. Your holy God is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your Holy Spirit,
Fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Just sit in the presence of the Lord. Sit in the presence of the Lord. Sediti nella presenza del Signore. Mettilo più. Alleluia. Alleluia. Voglio leggere da excuse me, I want to learn from read from Philippians 3. Voglio leggere da Filippesi 3. Philippians 3. Filippesi gonna- 3. The presence of the Lord is in this place. La presenza del Signore in questo posto, in questo And luogo. the Lord is already speaking to us. E il Signore ha già parlato con noi, sta parlando a noi. Give him a bit more mic. He has spoken to us. Ha parlato a noi. How many of you have been coming to church on this past few weeks, three weeks to church? How many of you have been here these past 3 weeks? Quanti siete venuti nella chiesa queste ultime settimane? Have you noticed something? Avete notato qualcosa? You know how we ended up last year and beginning this year? Avete notato qualcosa dall'anno scorso e l'inizio di quest'anno? Is to remove every limit, Abbiamo rimosso ogni limite. to remove boundaries, remove boundaries, limitazioni, Limitazioni. to remove religious type of thinking, Rimuovendo pensieri religiosi. but to allow the Holy Spirit Permettendo allo Spirito Santo to expand how you see. espandere chi tu sei. Because many Christians, Perché molti cristiani, many evangelicals, molti cristiani evangelici, Pentecostals, pentecostali, Catholics, cattolici, they have gotten set in their denominational way sono rinchiusi dentro le loro denominazioni and are afraid to see what God wants us to see. e sono spaventati di ciò che il Signore può dire a loro. Are you afraid to see what God wants you to see? Hai paura tu di ciò che il Signore può dirti o deve dirti? Do you know what that means, right? Sai cosa vuol dire questo? You will become, and for those who are set in their denominational way, Per coloro i quali sono rinchiusi in quelle denominazioni, I'm not even referring to the people of the world. non sto parlando delle persone del mondo, I'm talking about Christians who may love Jesus, sto parlando di persone che sono in Cristo ed amano Cristo, but they are afraid to see what the Bible is really saying. ma hanno paura di sentire ciò che la Bibbia dice loro. Do you want to go and see things which you have not seen yet? Tu hai voglia di andare e vedere ciò che ancora non hai visto? Do you really want to? You know, Apostle Enzo has spoken about this morning revelation. Come avete visto e sentito, l'Apostolo Enzo ha parlato di rivelazione anche questa mattina. If you are comfortable where you are with the Lord, Se voi siete in una maniera di conforto nel Signore, dove siete in questo momento nel Signore, you won't have revelation. non potrete avere rivelazione. Revelation is for those who are hungry, La rivelazione è per coloro i quali hanno fame di rivelazione, for those who want to be transformed. per coloro i quali vogliono essere trasformati, For those who know that there is more. per coloro i quali sanno che c'è molto altro. This is the year of more. Questo è l'anno del di più. We've said that God has more. Abbiamo già detto che Dio ha molto ed è molto. God wants more for you, Dio vuole molto per noi, but God wants more of you. ma Dio vuole più da noi e di noi. Amen. Amen. I'm going to read Philippians 3. Filippesi 3, verse 8. verso 8. I'm going to read from the Passion Translation. Verse 8. To truly know Him meant letting go of everything from my past
and throwing all my boasting on the garbage heap. Verse 8. Verse 8. 8. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, Brothers mio and sisters. Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura Amen. al fine Alleluia. al fine di guadagnare Cristo. Aspetta, ferma qua. Spazzatura. Verso 8. What is he saying, Paul? There? Everything I knew, ogni cosa che io ho conosciuto, I consider it garbage. Considero come tanta spazzatura. Now, do you want me to make some Christians nervous right now? How many of you want to be, you're not afraid to make Christians nervous? Quanti vogliono fare diventare cristiani? Do you nervosi? know what Paul knew? Tu sai cosa Dio sa? Do you know what Paul was an expert in? Tu sai Paolo in cosa era esperto? That he is calling garbage. Che lui chiama spazzatura. Oops. It's called È chiamata the law. la legge, the law. Paul is calling what he knew, the law, garbage. Paolo ha chiamato tutto questo spazzatura, la legge spazzatura. Very nice. Molto bene. Paul was not talking about adultery because he was never an adulterer. Paolo non ha parlato di adulterio, perché qua non si sta parlando di adulterio. Paul was not talking about pornography because he was not held on to pornography. Paolo non ha parlato di pornografia, perché non era di pornografia. Obviously, Ovviamente. if any one of you is in that type of bondage, you need to let se that go. qualcuno di voi si trova in questo stato, in questa condizione, But you consideri wouldn't questa say that, spazzatura. oh, that's garbage, because that's the obvious. That is garbage. Even the world knows that's garbage. Noi sappiamo che è spazzatura, perché ovviamente tutto questo But è he's saying, spazzatura. even everything that seemed good and things that I could boast about, when I met Christ, you're learning. You're I'm going sorry. to have a quick lesson right now, quick course. Ogni cosa che ho saputo e conosciuto, tutto questo che I was boastful about, I was proud of. Sono stato fiero di tutto ciò. No, non c'è. Non c'è. It's garbage. È spazzatura What compared to da comparare a knowing Christ? non in Cristo. We started today Abbiamo iniziato oggi. how when I asked you, many believe in Christ, A quanti credono in Dio? many believe in God, Quanti credono in Dio? In Cristo e in Dio? many believe in the Bible. Quanti credono nella Bibbia? But then when you experience Christ, Ma quando dopo che tu fai l'esperienza con Cristo, sperimenti Cristo, then everything dopo ogni cosa, you thought you knew, everything you thought you knew, ogni cosa che pensavi diventa nuova. that was important, Questo è importante. it becomes garbage Diventa spazzatura. by comparison. Per comparazione. Because Perché? Paul had knowledge. Paolo aveva conoscenza. When he met Christ, Quando ha conosciuto Cristo, he received revelation. ha ricevuto la rivelazione. Anyone who goes back under the law, Se qualcuno they're va di leaving nuovo sotto la revelation and going legge, back under knowledge. la rivelazione va sotto la legge, sotto la conoscenza. They're leaving the person to go under a system. La rivelazione vivente va sotto la resistenza. But not just that. Ma non What solo about questo. you who say, oh, we're not under law, we're under grace? Ma cosa a proposito di voi che dite che noi non siamo sotto la legge ma siamo sotto la grazia? What knowledge is still now hindering you? Quale conoscenza adesso ti dà fame? Di And quale you're conoscenza letting sei go of affamato? revelation. E con quale rivelazione stai andando? Are you letting go of revelation because you want to hold on to something that you knew in the past? Non vuoi ricevere rivelazione perché sei legato a qualcosa del passato? You're letting go of revelation. Tu devi, Stai lasciando la stai lasciando rivelazione la rivelazione
So that you submit to knowledge. perché ti stai sottomettendo alla conoscenza. Amen. Amen, amen. Some Christians, Molti cristiani, alcuni maybe cristiani, evangelicalism, anche cristiani evangelici, Pentecostalism, pentecostali, pentecostalismo, Pente- evangelicalismo. Evangel- E se lo dico in italiano non c'è, No. non c'è bisogno di ripeterlo. ok. Alleluia. Amen, alleluia. Dateli un applauso per incoraggiamento. L'applauso va a Dio. I'm so sorry. Sì, my amen, translation is sicuro, not very sempre. well, but I'm trying to. Amen, amen. Bravo, bravo. Devi cominciare da qualche posto, fratello. Mucek, You have to start simply. È tempo. è tempo. È tempo. Issa. Essa. Amen. 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 Paul, when he Paolo. prayed for the Christians in Ephesus, Quando ha pregato per i cristiani in Efesini, he's in modern words, this is what he practically said. in parole moderne, questo è cosa lui praticamente He ha said, detto. Christians, Cristiani, God has not called you Dio non vi ha chiamato to know him per conoscere lui and to know Christ e conoscere Cristo based upon knowledge. solo sulla conoscenza. He has called you Vi ha chiamato to know Christ per conoscere Cristo based upon revelation. tramite la rivelazione. So until you have a revelation, Fino a quando non avrai you la don't know rivelazione, Christ yet. non conoscerai Cristo. mamma mia. Mamma mia. No, mamma mia, no tua. All right. Hallelujah. Amen. For you who is here, for everyone who is here, Per tutti quelli che siete qui questa mattina, do you know Christ upon knowledge? conoscete di Cristo attraverso la conoscenza Or maybe you know of Christ because you know somebody who know Christ? o conoscete Cristo perché magari qualcuno conosce Cristo? Have you come to know Christ Siete andati a conoscere know Cristo? Him? Conoscere Lui through revelation? tramite la rivelazione, attraverso It la is the rivelazione. manna of the church. Questo è il metodo della Chiesa. Il manna della Chiesa. Il manna della Chiesa, la manna della Chiesa La manna della Chiesa. La manna che viene dal cielo. viene dal cielo. La rivelazione. The revelation, la rivelazione. Amen. Amen. Adesso, now I want us to, Adesso voglio chiedervi, let's close our eyes. chiudete gli occhi. We're going to do two things, okay? Faremo due cose. Number one, Numero uno, la prima, we're going to bring our first fruits andiamo a prendere il nostro primo by frutto revelation tramite la rivelazione to our King of Kings, Lord of Lords, our High Priest, according to the order of Melchizedek. che tu sei il re dei re, il signore dei signori, in according L'ordine del sacerdote Melchizedek, è re Melchizedek, Melchizedek, che vive per sempre, that continues to live on forever. che vive per sempre. Amen. Amen. So let us prepare our tithe right now. Let us prepare our first fruits right now. Prepariamo i nostri frutti e le nostre offerte Let us prepare them. And we bring them with revelation. e li prendiamo con rivelazione. Because in the book of Hebrews 7 it says, Perché nel libro degli Ebrei 7 dice, in the Old Testament under the law, nel Vecchio Testamento sotto la they legge brought the tithe to the Levitical priest who died. portavano le offerte presso i Levitici, But then he said, but today we bring him to the Ma oggi- high priest ma oggi li portiamo al sommo who sacerdote never dies because he che non è lives mai on morto, forever. perché è sempre vivo per sempre, è vivo per sempre. Brothers, Fratelli, in the Old Testament, nel Vecchio Testamento, and actually just not all of the Old Testament, now let me say it, under the law, sotto la legge, non they solo nel brought the Vecchio tithe Testamento, portavano to a l'offerta priest who died. ai sacerdoti che morivano. That was only for a short time. È stato solo per un periodo breve Because di there tempo. was a time when Abraham brought his tithe to the king Melchizedek, the high priest that has no beginning and no ending. Perché c'è stato un periodo che Abramo portava l'offerta al re Melchisedec per un Amen. per breve periodo di tempo. And today Ed oggi
we also did the same. Facciamo la stessa cosa. Today we don't bring him to we don't bring our tithe to somebody who dies. Oggi non portiamo nell'offerta a coloro i quali muoiono. Today we bring our tithe to the author of life who never dies. Noi oggi portiamo la nostra offerta a colui il quale ci ha dato la vita, a colui il quale non muore mai. Amen. Amen. That's what in Hebrews 7 says. Questo è quello che dice So let us in bring Ebrei our 7. first fruit, Prendiamo la nostra offerta, le primizie, le primizie, le nostre primizie, le nostre le primizie, nostre primizie, la nostra decima, la nostra decima, our tithe. la nostra offerta. Hallelujah. Alleluia. And we bring it to our high priest. E lo portiamo al nostro sommo sacerdote che è Amen. il Signore Gesù Cristo, Che vive per sempre, che that vive lives per sempre in forever. eterno. Amen. Pray with me right now. Pregate con noi in questo momento. Precious Father, Padre prezioso, my high priest, la mia il mio mio sacerdote, sacerdote, mio sommo mio sacerdote, sommo sacerdote, Gesù Cristo, Gesù Cristo, Jesus Christ, Jesus Christ, that lives forever. che vive per sempre. It is you today who receive my tithe, Sei tu che oggi ricevi la mia offerta, la mia primizia, and I thank you. e ti ringrazio, Padre. Blessed, O God, Ti benedico, benedicimi, Padre, for you reign over my life perché tu regni sopra la mia vita, in sopra le every nostre area vite, of my life. in ogni area della mia vita, delle nostre vite. I thank you for everything that you have given me, Ti ringrazio, Padre, per tutto ciò che hai dato for a everything me, that you've done in me. per tutto ciò che tu hai fatto in me. Lord, I'm not Signore, in bondage. io non sono legato, I'm free, io sono libero and I give freely. e ti do un'offerta libera. I give freely, io ti do Ti do in libertà, in libertà, con amore, con amore, with in love. love. And I thank you for this privilege E ti ringrazio per questo privilegio, that I can partake che io posso farne parte, of your goodness delle tue primizie, del tuo and of your meglio, mercy. che I give out of the abundance. Dio Io ti do- do dall'abbondanza. ti do dell'abbondanza, dalla mia abbondanza. I receive of the abundance. I give out of the abundance that I have received from you. Io ti do dalla mia abbondanza che ho ricevuto da te. Hallelujah. Alleluia. Receive, oh God, in Jesus' name. Ricevi il Signore nel nome di Gesù. Okay, go ahead and take up the offerings, brothers, and the tithes. I just want to say one point regarding, and then we're going to pray with you guys. Io desidero parlare di un punto adesso prima di pregare. You see, revelation does not come from going to a university. La rivelazione non viene andando in un'università, presso un'università. Although obviously I have nothing against going to a university. Ovviamente non ho niente e nulla contro coloro i quali vanno in università. Revelation comes from knowing Christ, La rivelazione viene dalla conoscenza di Dio, di Cristo, knowing Him from your heart. conoscendolo tramite il cuore, attraverso il cuore. But as I was listening to the servant of the Lord Enzo, È quello che abbiamo ascoltato dal servo del Signore Enzo. why did Mary Perché Maria receive the revelation ha ricevuto la rivelazione and Zachariah didn't? e Zaccaria no. They had the same type of visitation, Hanno avuto lo stesso tipo di visita, but they did not have the same type of response. non hanno dato la stessa risposta. Both of them were people of God. Entrambi erano Both of them persone were del called Signore. blessed. E entrambi erano benedetti And both of them found favor before God. ed entrambi erano pieni di fede verso il Signore. In all of the Bible, when an angel appeared, the first greeting he would say is highly favored. Go and look all the other Bible appearances. Favored one, blessed one, preferred one. Benedici uno, preferisci quello. But why did one receive revelation? Ma quando riceve la Why rivelazione? did one receive Ma revelation perché uno ha ricevuto la rivelazione and the other one no? e l'altro no? It's the condition of her heart. È la condizione del cuore. And we see it from the response of Mary. E ce ne siamo resi conto For dalla those risposta of di you who are Maria. in here today for the first time and those watching us by YouTube, we River of Love, we love Mary. E per coloro i quali sono qui per la prima volta o vedono River of Amen. Love attraverso YouTube, noi amiamo Mary, Hallelujah. But we worship the King. ma noi preghiamo il Signore. But
The response of Mary Ma la risposta di Maria is so classic. We repeat it so many è times. molto classica, l'abbiamo ripetuta molte volte. Let it be done according to your will. Maria è stata Do you in want to accordo. receive revelation? Vuoi ricevere rivelazione? Because it's revelation that heals you, È perché la rivelazione che ci edifica, revelation that sets you free, la rivelazione è gratis, revelation that saves you. la rivelazione ci salva. If you want to receive that, Se vuoi riceverla, you must be like Mary devi essere come Maria and say, Jesus, e di Signore I may Gesù, not understand with this little peanut brain everything that you do, io non riesco a capire a volte col mio piccolo livello mentale, but I believe ma io credo and I receive e ricevo and I thank you. e ti dico And grazie. since you've said it, E quando tu mi mandi and since you have said it, e da quando tu mi hai mandato, and since you have said it, siccome tu l'hai detto, sorry, e siccome tu hai detto, no, non ho detto, sorry, scusa. all right. You see, he has catching up. You see, he's catching up. He's supposed to be doing this for a long time. So he's catching up. Let him get a crash course. Don't worry, don't feel sorry for him. Miskin. Oh, everybody say, oh. Miskin. Hallelujah. Alleluia, amen. You see, if God cannot lead you, then he'll kick you. Se Dio non ti ti dà una pedata, ti spinge. Ok. Se non ti guida ti allontana. Hallelujah. So, if you want to receive revelation, Se vuoi ricevere rivelazione, stop arguing with God. smetti di discutere con Dio, Stop arguing with God. smetti di discutere con Dio. How many of you God told you to do something and you're still arguing God right now? Quanti di tonight? voi hanno ricevuto e hanno sentito di fare qualcosa e sono ancora fermi? You know, some Christians, even simple things like coming and just say a prayer from your heart. So, no, brother, God hears me everywhere. Anche piccole cose, cioè venire e dire una preghiera dal profondo del cuore, invece siamo anche limitati in questo. If the Lord said, you have an invitation, Se Dio ti dice che hai un invito, I sent you an invitation. ti ho mandato un invito, But God can heal me where I am. I don't need to come there. non ho bisogno di venire avanti perché Dio mi aiuta, mi guarisce dove sono, ovunque sono. God sent you an invitation. Ma Dio ti ha mandato un invito. Is it God's fault? È un errore di Dio? Let me get it straight right now. It's never God's fault. Mai Dio sbaglia. Dio non sbaglia mai. The Lord must have told you to do something, Se Dio ti dice di fare qualcosa and you've been arguing all this time, e tu argomenti con Lui ogni volta and you are aborting God's plan for your life. e tu uccidi il piano di Dio per la tua vita. Amen. Amen. So today, Quindi oggi, as the Lord is speaking to you, dato che il Signore sta parlando con Stop ognuno di arguing noi, with basta God. argomentare con Lui. there are some of you've been arguing with God, Alcuni di voi stanno argomentando col Signore and you can't receive e revelation. non potrai ricevere rivelazioni in questa You feel condizione. blocked. Ti senti bloccato? You feel limited. Ti senti limitato? You feel dry. Ti senti asciutto, secco? You want to receive revelation? E non puoi ricevere rivelazione. Ma se vuoi riceverla, Today, draw a line. oggi metti una linea. Are we ready to draw a line? Sei pronto a mettere una linea? Say, Lord, from now on, Di Signore, da oggi in poi, da questo momento in poi, whatever you tell me, qualsiasi cosa mi dirai, and obviously it will be in the Bible, don't worry, it will not contradict the ovviamente Bible. ciò che c'è nella Bibbia, perché Dio parla solo attraverso la Bibbia. Ok? Non contraddice mai la Bibbia. Non contraddice mai la Bibbia. Ok? You say, Lord, okay, you said it, Ok, tu l'hai detto, Signore. and you're a good God. Tu sei un buon, il giusto I trust Dio. you. Quindi ti credo. I believe you. I believe it, ti You've got credo. something good in store for me. Se tu hai qualcosa di buono per me, So o I'm che gonna devo do fare, la farò. The kingdom of God Il regno di Dio is not achieved by reason, non è tramite il pensiero e il ragionamento. it's achieved by faith. Si riceve per fede. That's why I love that statement. I said it many times and I can say it again. Ecco perché l'ho detto molte volte e lo posso sempre dire. God's word said it. La parola di Dio dice, I ha believe detto, io credo, That settles it. va bene così. And there's no but. Non ci sono Get your butt out of the way and you'll be fine. argomenti fuori dal... Some people, Alcune persone
are not receiving revelation because of their butt. non ricevono rivelazione because of per causa del Per mezzo del perché? Beh, non fa senso. del bat, perché? In italiano non fa lo stesso impatto, fratello. No. Lasciali ricevere per rivelazioni. Dai, ok. Amen, brothers and sisters. Amen, fratelli e sorelle. Don't delay the plan of God for your life anymore. Non allontanate il piano di Dio dalla vostra vita, non lo ritardate. And I think I'm gonna. This is the last thing I think I'm gonna say. This is the. Questa è l'ultima cosa che io vi dico. I think. I Penso. don't. Listen. Ascoltate, God leads through faith. Dio ci nutre attraverso la fede, Even if you want to say God leads to the Holy Spirit, but the Holy Spirit operates by faith. anche tramite lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo opera per fede. Satan leads through reason. Satana attraverso i ragionamenti. This is the truth. Questa è la verità. Why do you think Paul says we cast down imaginations Ecco perché Paolo ha detto noi and reasons? con i ragionamenti allontaniamo il piano di Dio, il progetto di Dio. Why do you think my wife a couple of days ago, 3 days ago, she had a vision where she saw Christians that love God with good clothing but their head cut off? Ecco perché mia moglie ha avuto un paio di giorni fa una rivelazione dove ci sono i cristiani che amano Dio ma sono senza Because it's testa. being led by the heart, by the Spirit, according to what God says. Perché dobbiamo ricevere attraverso ciò che dice il Signore, quindi senza ragionamenti. They're being led by their peanut brain. And they continue to argue. E argomentano. If you argued, you missed it. Se tu argomenti ti perdi. You missed it. Tu I'm lo- not lo- saying lo that you may perdi. be going to hell, although if you reject Non Christ, you will for vai sure. all'inferno ovviamente perché sei già salvato, però perdi il progetto e il programma che Dio ha per la tua vita. Amen? Amen. Don't expect God to change, you change. Non aspettare che Dio cambi, tu devi cambiare. Pastor, you know, I have to work. Io devo lavorare. What did God tell you to do? Cosa Dio ti ha detto di fare? Well, but I don't have a job. What did God tell you to Ma do? io ho un lavoro, ma Oh, but you know, I have to study. What did io God devo tell you to studiare, do? ma cosa ti ha detto Dio? Oh, but it's cold. What did C'è God tell you freddo, to ma do? cosa Dio ti ha detto di All fare? of that is reason. Tutte queste sono delle scuse, delle ragioni. Then continue to do what you do. Se no continui a fare quello che fai And continue to abort God's plan for your life. e continui ad uccidere il piano di Dio per la tua vita. No more explanation. Basta spiegazioni. Believe, Credi, receive, ricevi act upon it. e fai And azione you will walk in revelation. e vi riceverai la rivelazione. Now let's pray. Ora Let's pray. Preghiamo. preghiamo, let's pray. Are you here Sei qui and you want e tu to vuoi accept Jesus Christ as your Lord accettare and Savior? Dio come tuo Signore e Salvatore For the first time? per la prima volta. Now some of you will say, I think I did sometime. Ci sarà qualcuno di voi che dirà io penso che qualche volta l'ho fatto. Already you missed it. You're thinking. Stai pensando, quindi comunque stai perdendo. It's not about thinking, it's about receiving and believing. Non è a proposito di cosa tu pensi o ragioni, ma a proposito di cosa tu hai ricevuto. Well, I went to church. Io sono andato in chiesa. So does my dog if you leave the door open. Anche il mio cane può andare a anche il mio chiesa cane può andare in chiesa se la lasciano. porta è aperta. Sì, esatto. Are you ready? Sei pronto? Are you ready Siete pronti to say Jesus? per dire Gesù? Be my Lord. Sì, il mio Signore. Be my Savior. Sì, il mio Salvatore. Lead me. Guide me. Nutrimi, guidami. And one more thing. E una cosa ancora. Dominate my life. Domina la mia vita. Hallelujah. Alleluia. I want to be dominated by the Spirit of God. Io voglio essere dominato dallo Amen. Spirito di Dio. Amen. No longer just, I want Jesus, or I want just a little bit of Him, only a little bit. Basta più dire voglio una piccola parte I di don't Gesù. want to be too much, you know. Io non voglio troppo. I want to be Io voglio esplodere much di more than Spirito enough, Santo. much more than too Più much. di quello If che there's si può more, I immaginare. want that. Più di quello che si possa immaginare. Hallelujah. Alleluia. Praise God. Are you ready? Anyone is ready to pray that prayer this morning and give your life to Jesus Christ truly from your heart for the first time? C'è qualcuno che questa mattina vuole dare per la prima volta la sua vita al Signore? Venga qui e preghiamo per lui. Alleluia. Alza la mano. Alza Se la sei mano. tu per la prima volta che vuoi dare la tua vita al Signore, if that is you for the first time, you want to give your life to Jesus Christ truly from your heart, lift up your hand. Anyone lift up your in your space? Lift up your hand. Anybody here? Ready? Alzate la vostra At the mano count se of volete three. dare la 3, vita al Signore 2, veramente. 1. Lift up your hand.
Alza le Anyone? mani. There's somebody there? Somebody C'è there? qualcuno? Somebody? Everybody stand. Mettetevi in piedi per favore, alzate. Hallelujah. If you have lifted up your hand, Se tu non hai alzato la mano, if you have lifted up your se tu hand, hai alzato la mano or you should have lifted up your hand, o volevi alzarla, come here quickly. vieni qui per favore. Let's pray. Pregheremo per te. If you're on YouTube right now, you're following this, Se tu sei su YouTube in questo momento, ascolta and you questo. want to accept in your life E puoi accettare Dio nella tua vita for the first per la time, prima volta. accept Christ. Accettare Gesù. Do this decision. Make this decision. Fai questa decisione, prendi questa Say this decisione. prayer. Di questa preghiera. Come on, let's pray together. Anybody here for the first time? Qualcuno nella prima Are you volta ready? qui? Sei pronto? The Holy Spirit is nudging on someone for sure. Lo Spirito Santo sta cercando qualcuno che vuole Gesù Cristo, che vuole Those accettare on Gesù. YouTube, you say this with me. Say, Father, Coloro i quali sono su YouTube, dite questo: Padre, in the mighty name of nel Jesus, meraviglioso nome di Gesù, I give you my life ti do la mia vita, so I can receive your life. così posso ricevere la tua vita. Forgive me of my sins. Perdona tutti i miei peccati. Wash me clean Lavami, by your puliscimi precious blood. per il tuo prezioso sangue And fill me, Lord, e riempimi with your Holy Spirit. con il tuo Spirito Santo. In the mighty name of Nel Jesus. meraviglioso nome di Gesù. I believe with all of my heart Io credo con tutto il mio cuore that Jesus Christ che Gesù Cristo is the Son of the living è il God, Signore è il Figlio del Dio and vivente. He alone È solo Lui, is my Savior, il mio Salvatore, is my Lord. il mio Signore. From now on, Da questo momento in poi I belong to Jesus. io andrò a Gesù. Hallelujah. Alleluia. Use me, Father. Usami, Padre. Have your way in me, Lord. Hai la tua vita in me, And hai la tua vita in invade me. my life Invadi la mia vita with your con la tua presence. presenza. Hallelujah. Hallelujah. Give him praise right now. Pregate in Give him questo momento, thanks. pregate il Signore, Give him ringraziate il thanks. Give him Signore. thanks. Ringraziate il Signore. Praise God. If you Praise the need Lord. healing in your body, Se hai bisogno di guarigione nel tuo corpo, if alza you la need mano. healing in your body, come forward. Let's pray for you Venite right qui e now. pregheremo per te. If you need healing for something in your body, Se hai bisogno di Let's preghiera give per him a praise. guarigione Let's nel tuo sing. corpo. hallelujah. Alleluia. If you are new for the first time today, Se sei qui per la I prima want volta to meet with oggi, you. We want to meet with you. Vogliamo conoscerti. Vogliamo conoscerti. Meet you. Hallelujah. Alleluia. If you are here for the first time, come. Se sei qui per la prima volta, vieni. We would like to meet with you. Vogliamo essere con te. Vogliamo invitarti. Thank you, Lord. Grazie, Signore. Let us worship.